Lunetta Franco è sicuramente la fine, diciamo, di un percorso lungo, partito nel 2001, travagliato, ma che dà anche la soddisfazione di tanto lavoro che tanti volontari poi fanno con l'associazione qui su Taranto. Beh sì, certo, è un riconoscimento vero e proprio al lavoro di Legambiente, perché è stato riconosciuto che l'associazione ha ricevuto un danno in sé come associazione dal comportamento criminale degli inquinatori, e quindi naturalmente questo ci riempie di soddisfazione, perché in qualche modo fa anche giurisprudenza su queste questioni. D'altro canto è chiaro che è una soddisfazione amara, perché comunque certifica il fatto che già da tanti anni, ricordo che il processo penale, in seguito al quale è stato istruito questo processo civile, riguardava reati compiuti anche negli anni 90, quindi diciamo sono questioni vecchissime, e che per tanti anni, per troppi anni, questa città è stata oggetto dei comportamenti appunto criminali dei gestori dello stabilimento, dell'acciaieria. E naturalmente l'attività di Legambiente è stata sin da subito quella di contrastare, abbiamo lottato per contrastare questi comportamenti in tutte le sedi, ovviamente con tutte le modalità democratiche certamente, e continueremo a farlo, non abbiamo mai arretrato e continueremo a non farlo. Siamo, lo ricordo, naturalmente tutti lo sanno, parte civile anche nel processo ambiente svenduto. Questo era un processo per reati che oggi sembrano dei reati minori, ma erano quelli che si potevano perseguire all'epoca, perché ricordo che la legge sui cosiddetti ecoreati è stata approvata nel 2011 soltanto, quindi all'epoca i reati che si potevano perseguire erano questi, diciamo, di apparente minore importanza, però questi processi comunque sono stati importanti perché hanno aperto come dire, il passo, hanno dato il passo a quello che poi è venuto in seguito. Colpisce che voi siete andati avanti, chi forse anche doveva farlo, parliamo delle istituzioni, invece insomma si è ritirato strada facendo, quindi non sono stati poi parte civile fino in fondo. Sì, certo, noi dicemmo all'epoca, quando il Comune e la Provincia incautamente decisero di ritirare la loro costituzione di parte civile, che eravamo rimasti gli unici a difendere le ragioni del popolo inquinato. È evidente che in questa città purtroppo, e diciamo, considerato che l'Ilva è una questione di rilevanza nazionale, la politica non ha svolto un ruolo positivo, continua a cincischiare, e chiedo scusa se uso questo verbo così colloquiale, a fronte di un dramma che ormai stiamo vivendo tutti. Insomma, la situazione è davvero quella di una città che si trova sull'orlo dell'abisso, la paura è palpabile, e si continua a non decidere, a non intraprendere l'unica strada che sarebbe percorribile, cioè il totale cambiamento, la totale riconversione degli impianti. Noi continuiamo a pensare che l'acciaio bisogna produrlo perché serve, ed è previsto anche un aumento del fabbisogno di acciaio nei prossimi decenni, ma bisogna produrlo senza fare danno alla salute prima di tutto e all'ambiente ovviamente, e questo l'abbiamo indicato anche nel nostro convegno di novembre. Si può fare, si sta già facendo, stiamo continuando a lavorare per portare ulteriori proposte alla politica, e la politica allo Stato sembra ancora essere la grande assente. Daniela Salzedo, un risultato importante per Legambiente dopo tanti anni, insomma, anche da un punto di vista proprio simbolico rispetto alla grande fabbrica. È un risultato importante per l'impegno dei volontari di Legambiente, che hanno investito tempo e fatica in questa lotta che è andata avanti per tantissimi anni, ma soprattutto è un riconoscimento ai cittadini di Taranto per ridare quella speranza che le cose realmente possano cambiare, perché diciamo stiamo perdendo anche la fiducia per un futuro diverso a Taranto. Noi investiremo questi soldi proprio in questo, nel ridare speranza ai nostri figli, ai nostri ragazzi, ai cittadini di Taranto, in percorsi educativi rivolti soprattutto a chi si troverà domani ad affrontare le problematiche che lascerà sul territorio tutto quello che è successo negli anni passati. Va bene, sì, okay. È giusto una cosa veloce. Grazie.
Avvocato Moretti, la Cassazione conferma che Legambiente è stata danneggiata dalla famiglia Riva, ovviamente nell'ambito di questo procedimento di inquinamento ambientale della città molto grave. Come è andato l'iter che ha portato poi la Cassazione a decidere favorevolmente per l'associazione? Beh sì, con questa sentenza della Cassazione si chiude una storia giudiziaria che è durata più di 20 anni e che appunto risale al processo penale nel quale Legambiente si costituì parte civile, nel quale furono contestati diversi reati, tra cui il getto pericoloso di cose, a carico di Emilio Riva, all'epoca presidente di Ilva SpA, e del direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso, oltre ad altri soggetti che però in questo momento non risultano essere stati condannati al risarcimento in favore di Legambiente. Quindi questo processo si chiuse nel 2010 con la condanna degli imputati al risarcire Legambiente, che era rimasta costituita parte civile, mentre, ricordiamo, in questo processo gli enti pubblici locali avevano ritirato la propria costituzione di parte civile. Quindi, finito il processo penale, fu necessario introdurre il processo civile, che è quello che oggi si chiude, perché Legambiente doveva dimostrare, e quindi ci doveva essere l'accertamento del danno subito, e doveva essere quindi quantificato questo danno dal giudice civile. È stato quantificato nella somma di 30.000 euro e oggi finalmente abbiamo la parola definitiva su questa condanna e ci auguriamo che finalmente ci sia spontaneamente la volontà dei debitori di pagare questo risarcimento all'associazione. Quindi questi soldi non sono ancora arrivati, non sono nelle casse dell'associazione? Non sono ancora arrivati, sebbene le sentenze sia di primo grado che di appello fossero esecutive, e quindi non c'è stato mai uno spontaneo adeguamento alle sentenze, tant'è che Legambiente ha dovuto introdurre tutta una serie di azioni esecutive con grande difficoltà, perché potete immaginare quali siano ovviamente tutte le difese che sono state approntate dai soggetti in questo momento debitori, per dire, anche semplicemente notificare un atto al signor Fabio Riva, che è l'unico erede di Emilio Riva ad aver accettato l'eredità, quindi era difficile, perché residenze all'estero, residenze che cambiavano, però noi in qualche modo ci siamo riusciti, addirittura siamo stati costretti ad agire esecutivamente sugli arredi, sui mobili che abbiamo trovato in casa del signor Riva, che sono poi stati venduti all'asta, eppure ad oggi non siamo ancora riusciti a recuperare per intero questo credito, che comunque è un credito esiguo se raffrontato alle risorse che la famiglia Riva certamente, di cui la famiglia Riva certamente dispone, e quindi siamo ancora in attesa del saldo di questo risarcimento. Speriamo che con questa sentenza, che chiude qualsiasi ulteriore possibilità di impugnativa, ci sia finalmente la volontà da parte di queste persone di adeguarsi rispetto a queste sentenze. Cosa avete sequestrato? Cioè, cosa hanno sequestrato gli ufficiali giudiziari? Ma quando si entra in una casa ci sono dei beni che possono essere sequestrati e altri no. È stato sequestrato tutto ciò che era sequestrabile, quindi dai divani a attrezzi da palestra. Fu sequestrato un bellissimo pianoforte a coda e anche un'affettatrice di pregio. Diciamo che vederseli portare via non deve essere stata una cosa molto piacevole, eppure, malgrado questo, non c'è stata nessuna volontà di arrivare a definire bonariamente la vicenda di questo risarcimento, che è stato riconosciuto, come abbiamo detto, da 6 corti diverse. Quindi, diciamo, a questo punto bisognerebbe semplicemente accettare il fatto che questa associazione ambientalista, che ha dimostrato in questo processo di essere l'associazione ambientalista storica della città di Taranto, che ha combattuto per difendere l'ambiente dall'inquinamento dello stabilimento siderurgico e che ha subito un danno, merita di ottenere questo risarcimento, che è stato quantificato da una serie di giudici, non da uno, e fino alla Cassazione. Quindi non c'è più altro da andare a discutere, bisognerà soltanto pagare quello che è stato stabilito.
con questi soldi che si spera arriveranno, Legambiente investirà in attività di informazione come ha sempre fatto, e probabilmente cercheremo di trovare il modo di avvicinarci sempre di più ai giovani, che sono quelli che più hanno necessità di essere informati e sensibilizzati su tutta questa materia della difesa dell'ambiente, che nella nostra città è particolarmente sentita.